più che emozione è stata stanchezza, poi emozione, guarda, adesso la vivo momento per momento. Sono con 4 amici che conosco molto bene, con i quali sto bene, quindi al momento sto bene. Poi una volta arrivato lì, poi cambierà tutto sicuramente. Prima la stanchezza, poi l'emozione. Paolo Berro non rinuncia al sorriso durante il viaggio iniziato alle 4 dalla sua Castelfranco. Dell'ironia è maestro e alle sfide abituato. Questa è una delle più impegnative. Affrontare il cammino di Santiago de Compostela è dura per tutti, più ancora se si è paralizzati dalle spalle in giù. Ma Paolo Berro ha fatto dell'inno alla vita la sua missione dopo che, ventenne, un incidente lo costrinse alla sedia a rotelle. Una laurea in ingegneria dopo il dramma, brevetti creati per migliorare le condizioni dei diversamente abili. Ora il cammino, non solo come esperienza, ma anche per raccogliere fondi destinati a comprare un camper modificato in grado di permettere ad altri disabili di affrontare il percorso. Il progetto La gente del cammino ha come protagonisti, oltre a Paolo, 4 amici infermieri e i 5 ragazzi sono partiti alla volta di Saint-Jean-Pied-de-Port, punto d'inizio del cammino di Santiago. 800 km di cammino divisi in 2 parti, il primo con un veicolo. La prima parte, dicevo, sarà un'intervista, una continua intervista sulle persone che troveremo e cercherò di capire alcuni segreti, alcune cose che poche persone dicono. E l'ultima, gli ultimi 5 giorni, faremo gli ultimi 120 km tutti a piedi. Questa prima parte servirà per realizzare un docufilm e un libro necessari alla raccolta fondi. Poi gli ultimi 120 km saranno senza veicolo, con Paolo spinto dai suoi amici, con il tifo di tutta Italia, per il sogno che si avvera. Mi ha fatto molto piacere, non tanto per la partecipazione al progetto, al mio viaggio, insomma, non tanto quanto anche alla partecipazione al progetto stesso, che appunto è quello che mira a raccogliere fondi per acquistare poi un campo accessibile da nostra disposizione gratuitamente per le persone con disabilità che abbiano voglia di fare il cammino in Santiago anche loro.